Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme ad Inicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com. Buongiorno e ben trovati, nuovo appuntamento con Buongiorno 131, inizia una nuova settimana e oggi è la giornata di Cagliari-Lecce. Diamo il benvenuto anche a Francesco, ciao Fra, ben trovato. Buongiorno, buona settimana, sei pronto? Yes, giornata lunga lunga oggi, siamo pronti. Vabbè, sono cose peggiori nella vita. Ah beh, sicuramente ci puoi contare, questo senza Tipo alcun dubbio. domani, Perché domani? perché domani tu fai la trasmissione dopo che sei andata a letto tardi per la partita. L'adrenalina della partita, quindi prendi sonno tardi, ti svegli domani mattina comunque presto, quindi domani sarà peggio. Cioè, è un lunedì fasullo questo, perché il vero Esatto, lunedì è sarà domani. domani, che è Esatto. martedì, capito? Oggi è anche tranquillo Questo che è il arriva a 2 senso. giorni un po' più tranquilli, è vero. Esatto, domenica, sabato, capito? E Alla grande, alla grande. invece è così. Salutiamo Magico Cagliari che è un eroe, perché ieri 900 km, adesso altri 300 da Olbia, spero una bella partita, oggi si risblocca Esposito. Eroe. Come si dice a eroe. Cagliari, Gani Gedda. Davvero, grandissimo. Salutiamo anche Fede, ben trovato. Un saluto anche a Marco, che chiede anche lui. Esposito lo sta aspettando anche per il Fanta 131. Ricordiamo, Esposito non segna da novembre, Juve Cagliari. Quindi diversi mesi. Buongiorno Faccio, ben trovato. E Pier Giorgio dice, buongiorno 131, anche Chilixo in forse? No. Non ci Vabbè, risulta c'è il che sia in discorso, forse, c'è il sì. discorso di cui abbiamo parlato anche ieri sera, che ha avuto un problema gastrointestinale in settimana, ma non dovrebbero esserci insomma, problemi, insomma, esatto. in Speriamo che sia settimana, tutto non a ieri, posto. quindi. Infatti, si è riallenato, quindi. Marco dice, oggi fondamentali 3 punti, anche se fatti giocando male con un gollonzo. Sì, ci sta. Saluto anche Violetta, saluto Daniela. Mentre Rocco dice 2-0, Mina e palestra e tutti alla casa, alla grande. Perfetto. Dunque, Fabrizio invece dice: domani a Cagliari approda la rievocazione del viaggio di Cristoforo Colombo con la riproduzione delle 3 caravelle, la Nina, la Tinca e la Santa Maria. Le polline Tinca. esatto. Aspettavo, Mitico. infatti, io leggevo. Mitico. Tra l'altro, Fabri è passato Mitico. anche a salutarmi l'ultima partita in casa, quindi un grosso saluto. Ciao Nico, ben trovato. Che strano, anche oggi giochiamo di sera. Questa, anche sabato, cioè anche a Parma. Quindi, giusto per... È una roba. Ci Incredibile. sarebbe da fare una class action da parte dei tifosi contro la Lega Calcio, veramente, perché Ciao Roby. non so da quanto tempo non si giochi più alle 3. Forse l'ultima è stata a Como, mi sembra. Adesso voglio andare a vedere, a rivedere Forse un anche attimo il Genoa. calendario. No, Genoa dirà alle 18. Ah, tu dici alle 15. Alle Ok. 15, e poi di Sì, lunedì forse anche Genoa. Sì, probabilmente era Como. Guarda, l'ultima alle 15 era Torino. Ah, è vero. Torino. Sì. Quindi l'anno Per il scorso. resto solo 18:30 Cremonese Genoa, 18 Fiorentina, 20:45 Milan, Atalanta ancora prima.
Juventus, Verona e Roma, poi Lecce, poi Lazio, poi Parma. C'è una roba, ragazzi, veramente Una dietro incredibile. l'altra. Incredibile. Cioè, il Cagliari ha giocato alle 3 contro il Parma all'andata, contro il Verona all'andata, contro il Bologna all'andata, e sempre contro Como e Genoa all'andata e contro la Roma e il Torino. Poi 20-45, 1000 partite. Vabbè, tanto inutile. È così. Lamentarsi di una cosa che... Che non comandi, sei solo spettatore da questo punto di vista. Sì. Ah beh, giustamente Nico dice a maggio a mezzogiorno e mezza a Cagliari che si sta bene. Infatti. A Pierpid, perché non parliamo di tennis? C'è tempo, è lunga la stagione ancora. Per adesso ancora non abbiamo avuto modo di parlarne, ma ne parleremo. State sereni, non c'è nessuna preclusione nei confronti di alcuno sport, né in questa trasmissione, né per quanto riguarda quello che fa 131, per cui ci sarà modo e tempo anche di parlare di tennis. Magari invitiamo Binaghi. Ma perché hanno capito che è uno spettacolo da serata più che da pomeriggio? Il Pisabol è questo. Esatto. Quindi, allora, avremo la nostra prima ospite alle 10:15, Eugenia Caldaro, Cus Cagliari basket femminile, tra l'altro psicologa, quindi ci saranno anche magari dei psicologa dello sport, quindi è particolarmente interessante il collegamento con Eugenia, quasi 10 anni a Cagliari, insomma una delle senatrici del Cus Cagliari femminile di basket, che quest'anno è tornato in A2 grazie al ripescaggio avvenuto in estate, e quindi insomma ci sarà modo di parlare, oltre che di pallacanestro, un po' più in generale. Per esempio c'è questo tema, la domanda che voglio farle assolutamente, gliela faremo. Nel frattempo stanno spostando mobili vicino a casa tua. Si sente, vero? Mamma mia, sembra che stanno spostando te, guarda. una roba allucina. No, dicevo, voglio sapere anche un po' il suo giudizio tecnico sull'ultimo tema che ovviamente sta riempendo giornali, siti, televisioni e quant'altro, ovvero il discorso della simulazione o presunta simulazione di bastoni, che segue quella di Vergara di qualche settimana fa, cioè anche la gestione dal punto di vista psicologico di tutta questa situazione, perché poi ovviamente, cioè, oggi abbiamo letto dai giornali anche tutto il risvolto negativo dovuto alle minacce di morte all'arbitro, alla famiglia dell'arbitro, allo stesso Bastoni, alla fidanzata di Bastoni, insomma una roba che veramente incredibile, nel mondo di oggi è qualcosa di allucinante, e cercheremo di capire magari anche dal punto di vista proprio professionale come cercare di gestire queste situazioni, ecco. Io purtroppo ho preso che non ci sia soluzione a questo. Pensavo purtroppo non c'è la soluzione ai tuoi vicini che spostano i pianoforti no, ma è sicuramente qualcuno che sta rastrellando così di lunedì mattina. Rastrellando dentro un appartamento, interessante. Non sapevo che avessi vicini io che piantano roba. Io ho sempre paura qua sopra, io ho sempre paura. Pensa un po', se ti cade il soffitto, in diretta, facciamo i numeroni, cioè questo video lo vendiamo anche in Nuova Zelanda. Uno in meno, però l'importante è fare. No, perché uno in meno? No. Secondo te ti cade dietro. No, ti cade dietro. Non ci sta dietro. Non ci sta, vabbè. È allora, finito il muro. Ti dovrei sacrificare. Per giusta causa. Ti dovrei sacrificare, c'è poco ci sta. C'è poco da fare. Ecco, Nico dice: non ricordo la parità, ma il premio va a Salemaker come miglioratore e si contorceva come avesse perso un'arte. È vero. Sì, ma anche Parisi l'altro giorno. Sì, vabbè, infatti, esatto. Dopo l'espulsione di Morata, insomma, vabbè. Ripeto, si esagera come al solito da questo punto di vista. Ecco, ci deve essere un regolamento da questo punto di vista. A mali estremi rimedi, nel senso che se tu vai a pensare che ormai basta un minimo contatto per creare una situazione particolare, è ovvio che poi quello che è successo sabato è andato oltre, però i risvolti esagerati come sempre, anche perché non porta a niente. Cosa porta? Il risultato è quello,
non cambia, quindi non ha proprio senso creare tutta questa situazione. Purtroppo viene anche enfatizzata da determinate situazioni, viene proprio quasi invitato il tifoso a lamentarsi. Secondo me ci deve essere sempre una linea oltre il quale non puoi andare. Io penso che si sia ampiamente oltrepassato. Abbiamo la nostra prima ospite, Fra. Esatto, e Bene. quindi la facciamo entrare in Esatto. trasmissione. Benvenuta Eugenia Caldaro, ala forte della Cus Cagliari, Eugenia. basket femminile. Buongiorno, come stiamo Eugenia? Buongiorno a tutti, tutto bene, grazie. Voi? Tutto bene, tutto tutto bene. Ti abbiamo presentato ovviamente non solo come giocatrice di basket, ma anche come psicologa dello sport, visto che è la tua attività parallela, e sappi che ti faremo alcune domande in generale, un po' sullo sport, sulla gestione dello sport, perché insomma in questo periodo soprattutto ci sono diversi temi secondo me interessanti, e il tuo sguardo sia da sportiva che da professionista appunto della psicologia dello sport può darci secondo me uno spunto di riflessione interessante. Però io andrei per ordine, quindi iniziamo dall'attività di sportiva e quindi parliamo un po' di questa stagione del Cus Cagliari, appunto di basket femminile, Serie A2, ripescate in estate, e quindi di nuovo tornate in quello che poi di fatto è il palcoscenico che come minimo compete al Cus Cagliari, ovvero la serie A2. Quali sono le difficoltà secondo te principali di questa stagione? Allora, diciamo che è una stagione sicuramente stimolante e complicata. Stimolante perché è lunga, è cambiata anche la formula del campionato e quindi non ci si può distrarre, perché dalla prima all'ottava si ha i playoff, poi subito ai playout, le ultime due retrocesse direttamente. E noi in due partite, le ultime due, siamo passate dalla zona playoff alla zona playout, e quindi diciamo che non possiamo più permetterci di distrarre. Durante questo campionato abbiamo dimostrato che sappiamo avere un buon impatto, sappiamo avere una reazione, sappiamo starci nelle partite, però adesso è anche ora di mettere insieme un po' tutti questi aspetti, e quindi in questa ultima parte del campionato dobbiamo veramente dimostrare che ci possiamo stare in questo campionato e fare bene. Ecco, stiamo vedendo le immagini, grazie agli amici di Directa Sport, dell'ultima partita di sabato pomeriggio, la sconfitta contro Trieste, che vi ha agganciato poi di fatto in classifica. Hai detto chiaramente una classifica, o meglio, una formula, quella del campionato, che non ti permette pause, perché devi sempre essere super concentrato, però la verità, guardando in positivo, è che comunque i playoff restano lì. Cioè, non è che siete molto distanti, ecco. Sì, è vero. È vero, e questo alla fine fa anche pensare, perché bisogna concentrarsi veramente su se stessi e non sui risultati degli altri, e questo a volte è una cosa che può anche in qualche modo distrarti, e quindi noi veramente dobbiamo andare avanti per la nostra strada e portare a casa i risultati e fare il meglio che possiamo, cercando di puntare appunto alla zona playoff. Ecco, vediamo anche la classifica, giusto per dare forza ovviamente anche al ragionamento che si faceva prima. Come hai ritrovato la Serie A2, visto gli ultimi anni, biennio se non sbaglio, giusto, in B2? Sì, In Serie B, non in in Serie B2. B, sì, sì. Ho trovato un campionato molto più competitivo, molto più competitivo sia per il livello delle squadre che appunto ci sono, che sono è molto più omogeneo, almeno nel nostro girone, e sia anche a livello di giocatrici. Ho trovato molte più giovani, competitive. Adesso ci sono anche 2 stranieri per campionato, e quindi sicuramente questo potrebbe alzare il livello. Quindi son tutte partite in realtà che vanno preparate, vanno giocate e anche imprevedibili. Quindi questo è bello, stimolante, a volte anche preoccupante se non sei abbastanza strutturato, ecco. E com'è la squadra del Cus Cagliari invece, secondo te? È una Il squadra gruppo? che il gruppo è ci sono giocatrici molto competitive, un gruppo che sa unirsi e che a volte, fatica un po' di più, ma sicuramente ho piena fiducia in tutte le mie compagne, e sappiamo che adesso è il momento appunto per unirci, dobbiamo dimostrarlo, e arriverà, sono sicura, questo momento. Ecco, com'è anche
perdonami, non giocare i derby, perché voi siete sempre state abituate, no? Da squadra sarda a condividere il girone anche con insomma, altre realtà che in questo caso, in questo momento, sono nel girone A, ovvero la Virtus e il San Salvatore. Voi invece siete, via anche del ripescaggio, ovviamente, è arrivato a luglio, ricordiamo, quindi praticamente già avanti nel periodo, nella programmazione. Siete state messe nel girone B, mancano un po' i derby. Moltissimo. Io in verità non sono sarda, ma un po' mi sento adesso dopo qualche anno, insomma, e l'atmosfera dei derby per me è indescrivibile. Qualcosa che veramente ti fa tirar fuori l'improbabile, l'impensabile, e l'atmosfera che si respira, anche il tifo è molto caldo, è molto bello giocare quel tipo di partite. Purtroppo non sempre il tifo è numerosissimo, però in quelle partite ci son sempre tutti e quindi è bello anche giocarle. Immancabili. Si risveglia la Esatto. Cagliari cestistica, Esatto, ecco. esatto. Però è anche vero che una cosa che ci dice il nostro allenatore è che adesso queste partite sono così importanti che è come se fossero derby, non nel, diciamo, significato proprio di derby, ma proprio perché dobbiamo giocarcele così. Ci son quelle partite che valgono tutto e dobbiamo fare il meglio di noi, ecco. Quasi 10 anni sei in Sardegna, giusto Eugenia? Se non Esatto, ricordo questo male, è il dal nono. 2017, Esatto, esatto. sì. Vicentina, però oramai cagliaritana di adozione. Come ti trovi a Mh. Cagliari? Benissimo. Sì, a Cagliari sto molto bene. Da sempre mi hanno conquistato, diciamo, proprio voi, popolo sardo, siete 2 persone fantastiche, molto accoglienti. Non Ehm tutti, però Però, insomma, esatto. tutto però No, vabbè, quello dappertutto, non tutti, sì, però, ehm, come io veneta, dai, non penso di essere fredda, come dicono, però insomma. Però, qui ho avuto anche la possibilità, in effetti, di portare avanti poi i miei studi all'inizio e adesso anche la mia professione, e quindi ho trovato questa dimensione in cui, mi trovo molto bene e che poi mi stimola di giorno in giorno, e credo che questo sia importante, insomma, per ogni obiettivo che si può avere poi. Ecco, poi prima di passare la palla a Luca, sei tra le più esperte della squadra di coach Sciascia. La più Il CUS è vecchia sempre tipo? stato... No, ho detto Ah, esperta, attenzione. A ah parte che se okay. dovessimo parlare di... Non volevo arrivare all'età, perché poi qua abbiamo un rappresentante... Non avevo ancora fatto la battuta Mancava oggi. l'età della pietra, quando è nato Luca Di Leonardo, ma mi ci ha portato Eugenia, Luca, io non c'entro niente. Che bello. Mi ha Era fatto un l'assist, assist. ho dovuto solo schiacciare da solo a canestro lanciata a canestro. No, scherzi a parte, più esperta appunto anche grazie ai tuoi quasi 10 anni in Sardegna, hai visto passare tanti talenti, il senso era questo, col CUS Cagliari, che è sempre stata una squadra e una società che ha cercato di integrare molti talenti dal settore giovanile e lanciandolo subito in prima squadra. Ricordo anche dall'anno della Serie A1 con coach Restivo appunto in panchina. Hai visto anche un miglioramento secondo te nel cambio generazionale in qualche modo? Cioè le giovani leve, le nuove leve, che tipo di contributo possono dare alla realtà CUS? Ehm, Guarda, questo è un discorso molto complicato, però io credo che, ogni, giocatrice, soprattutto anche appunto le nuove, leve, portino, mhmm, non voglio, essere superficiale dicendo freschezza, ma freschezza proprio anche a volte nei gesti tecnici, cioè come se, fosse semplice magari fare degli aspetti su cui magari le vecchie generazioni si sono allenate e allenate. Quindi vedere anche questa, a volte, leggerezza nel farlo, secondo me ti dà anche uno stimolo poi di approccio, per stimolarti ancora di più, per non darti per scontato, per continuare a lavorare anche magari su quei fondamentali, su quelle cose che, poi, quando inizi a fare magari automaticamente non fai passare un po' in secondo piano, mentre ti, stimolano sempre a stare sul pezzo, a dare sempre di più, a essere competitivo in tutti gli aspetti poi che ci sono in campo.
È vero che di giocatrici ne ho viste tante, molte persone che ho stimato, proprio persone, non solo giocatrici. E la cosa secondo me, più bella quando incontri questo tipi di giocatrici è, cercare di imparare dal loro punto di forza. Cioè, perché ci sono giocatrici veramente che sanno fare dei gesti che, io probabilmente non riuscirò mai a fare, ma analizzare nei particolari, il loro processo poi di esecuzione, credo ti possa dare anche degli strumenti in più poi come giocatrice. In questo ragionamento quanto conta anche il tuo percorso di studi? Cioè Infatti. l'approccio, no? All'analisi di compagni e avversarie. Conta, però credo che sia anche stato negli anni stimolo poi che mi ha portato a fare poi questa professione. Cioè conta effettivamente adesso lo sguardo che io posso avere su alcune situazioni che devo essere consapevole, è cambiato nel corso degli anni, anche proprio io come percezione di giocatrice che ho anche di me stessa, oltre che del campionato e degli altri. Però effettivamente è proprio stando in questo mondo e anche stando in certe difficoltà che poi, ho voluto approfondire magari di più certi aspetti e quindi sono stata avvicinata poi al mondo anche della psicologia e della psicologia dello sport. Tant'è Certo. che adesso infatti, ehm, io il basket come psicologa dello sport, non lo sto seguendo, cioè mi permetto di essere solo giocatrice in questo ambito, insomma. Poi seguo tanti altri sport, e altri atleti. Molto bene. Luca, Io proprio su questo ti chiedevo, Eugenia, ma riesci a dividere l'Eugenia giocatrice con l'Eugenia psicologa? Perché magari, sai, negli spogliatoi, soprattutto in situazioni, viene a pensare la verità, l'ultima sconfitta dove comunque è iniziato benissimo, poi è finita malissimo, c'è comunque il post gara, spogliatoio, le reazioni, cioè ti viene da analizzare da questo punto di vista le reazioni? Cioè riesci a dividere oppure effettivamente sono due cose sempre collegate? Poi effettivamente un conto è il tuo lavoro, non segui il basket, ma tu giochi a basket. Quindi inevitabilmente sai come si vive uno spogliatoio e a quel punto ci sono due Eugenia diverse che probabilmente vanno anche a combaciare perché a un certo punto tu non è che calchi un tasto, no, non devo ragionare su quale può essere la reazione. È una situazione particolare. Sì, è una situazione particolare e non riesco a dividere le 2 cose, Ecco, anche se, non direi che riesco a dare un apporto probabilmente da psicologa. Cioè, anche a me stessa, cioè anche nel post gara io ammetto che ero molto delusa, faccio sempre molta fatica a metabolizzare le sconfitte, quindi ho cercato anche di lavorare su me stessa, ma risulta complicato a volte. Quindi sì, certo, probabilmente non riesco a dividere perché lavorerei meglio con un'altra persona che infatti. come ho lavorato su di me. Però, anche questo diciamo è un'area di miglioramento e di crescita e, al tempo stesso, ehm, adesso non c'è tempo per piangerci addosso e qui, mi ritornano molto utili, diciamo, quegli insegnamenti che ho imparato dalle persone che ho incontrato in questi anni, dal mio allenatore Federico Sciascia, da tutte le persone che mi hanno sempre, aiutato in questi momenti e quindi io ho reinterpretato poi quello che mi hanno detto e quindi sono loro un po' diciamo i miei psicologi che Ok. poi ho introiettato, ecco. Certo, certo. E il discorso poi è legato chiaramente al discorso del fallimento, perché la sconfitta viene sempre vista come un fallimento e nello sport in tanti vogliono diventare professionisti, in tanti vogliono essere i numeri uno, però effettivamente capita veramente a pochi. Ed è sempre la problematica dello sport, e qui è un discorso più ampio, quindi entro un po' anche nel dettaglio del tuo lavoro, su anche il ruolo dei genitori, perché comunque c'è tanta aspettativa, si crea tanta aspettativa nel momento in cui non riesci ad arrivare, perché ahimè è difficile arrivare, non è così semplice, viene vista come un fallimento e quindi a quel punto c'è anche la negatività. Come si gestisce? Cioè, ti è capitato sicuramente nel tuo lavoro di dover gestire magari anche la troppa pressione da parte dei genitori, le troppe aspettative. Sì, ehm, le troppe aspettative in realtà poi, noi le vediamo nello sport perché appunto c'è la richiesta del risultato e quindi è anche più semplice vedere le aspettative, ma lo si possono vedere anche nella scuola, perché in qualche modo anche lì c'è il Certo, risultato dei voti, ma in realtà poi sono aspettative che se andiamo bene a indagare, sono aspettative proprio di vita.
e quindi è proprio una dinamica su cui lavorare che è molto complessa e molto complicata. Adesso prendendo uno sport di riferimento in cui sono più inserita, mi viene da pensare al calcio e alle scuole calcio, al settore giovanile, e qui è un discorso veramente complicato perché per quanto la FIGC possa inserire o comunque promuovere i campionati nelle scuole calcio senza risultato, che comunque includono la competizione, ma che non mettono attenzione solo sul risultato, in realtà poi se vai a sentire gli spalti, i genitori parlano di gol, di risultato e di chi ha vinto la partita. Quindi sì, è importante lavorare sui genitori anche per spiegare l'importanza poi che può avere la competizione, non solo legata al risultato, ma proprio come vissuto. Perché poi se tu sai viverti la competizione, sai viverti anche un eventuale fallimento, la gestione di esso, la gestione degli errori e come rimanere competitivo e accettare ogni risultato poi nella competizione. Mentre se si pensa sempre solo vittoria e sconfitta, quando è vittoria va bene, quando è sconfitta va male, ma non è così perché ci sono anche tante vittorie che, ok, portano il risultato, ma poi possono portare tante altre aree di lavoro. Quindi focalizzarsi solo sulla vittoria o la sconfitta, secondo me, è un aspetto troppo superficiale che poi proprio nello sport non è un approccio vincente. È proprio Per- forse questa la problematica, che sei eh, legata solo e esclusivamente al risultato anziché al percorso, perché se esatto, il non sbagli processo. non impari e quasi l'errore viene visto come qualcosa di clamoroso. Questo è il processo, e per il prossimo step forse è riuscire a vincere questa situazione, ma penso che sia un problema atavico, eh. C'è da Eh, sempre, soprattutto nel calcio poi che Dai, presumo dai sia tempi sempre di peggio tra l'altro. Napoleone, quando Sì. Luca era un ragazzino che cresceva con la palla a corda, e quindi giustamente. No, Eugenia, no, restando chiaramente sul tema psicologia dello sport, ovviamente in questo periodo ci sono tanti stimoli a livello sportivo, no? Sono in corso le Olimpiadi invernali di Milano Cortina, che anche ieri hanno, insomma, in qualche modo regalato alcune pagine indimenticabili allo sport italiano. Penso a Federica Brignone, penso alla stessa Lisa Vittozzi, i 2 ori di ieri nel gigante, nel biathlon, nello sci alpino e nel biathlon. Due storie particolari, soprattutto quella di Brignone, no? Che l'anno scorso vince la Coppa del Mondo, poi nell'ultima gara ai campionati italiani, quando era proprio l'ultimissima passerella fondamentalmente di una che aveva vinto tutto, quindi poteva tranquillamente anche evitare di andare ai campionati italiani, si distrugge in una caduta, insomma, frattura di tibia e perone, legamenti saltati e quant'altro, proprio quando tutti pensavano, no, ecco, la prossima stagione sarà la sua stagione, ci sono le Olimpiadi e tutto. E effettivamente poi è stato così, perché con questi 2 ori tra Gigante e Super G ha regalato una pagina indimenticabile allo sport italiano. Però ecco, chiaramente ci sono stati tutti i mesi da, mi pare, marzo, aprile, adesso non ricordo di preciso quando si sia infortunata Federica, fino a questi giorni, in cui l'atleta, per quanto possa essere un super professionista, uno abituato a vincere e anche a perdere e tutto, però chiaramente a 35 anni pensi di aver lasciato, forse di aver perso l'occasione della vita, quella di vincere le Olimpiadi in casa, dopo una caduta incredibile. Invece lei è riuscita anche in questo, no? In questa incredibile impresa. Ecco, da psicologa dello sport, quanto è complesso accostarsi, accompagnare un atleta in questo percorso? Perché immagino che, insomma, Brignone abbia avuto un supporto psicologico molto molto importante per accettare in qualche modo anche una situazione di estrema difficoltà come è stata quella della scorsa primavera, e direi ovviamente a risultati oramai alla mano, insomma, è stato un supporto che ha portato frutto, ecco. Sì, io credo sia stato un supporto a 360 gradi. Non lo so onestamente se è seguita da un professionista psicologo, ma quando parlo di supporto a 360 gradi penso anche poi tutta la rete di lo staff che lavora con lei, la famiglia, che credo sia stata fondamentale per lei. Un'altra cosa che ho potuto notare ieri, che tra l'altro ho pianto quando ha vinto, quando si sono inchinate le avversarie a lei, perché veramente onore a lei. Mh, Prima abbiamo parlato di aspettativa. Ecco, credo che,
il passaggio che lei ha fatto in questi mesi sia stato uscire dall'aspettativa poi degli altri, che erano quelli che dicevano: "Il prossimo anno sarà la sua stagione", e fare la sua aspettativa l'aspetto più importante. Cioè lei sapeva quello che stava vivendo, sapeva quanto si stava impegnando per rientrare nell'infortunio, quanto poteva essere competitiva, quanto voleva alzare l'asticella, perché lei appunto ha parlato che per lei ogni giorno doveva alzare la sua asticella, quindi il suo anche atteggiamento verso gli ostacoli, e quindi poi come è arrivata pronta a questa gara, in cui lei sapeva che comunque per cui lei sapeva che aveva fatto il possibile. Quindi secondo me quando arrivi a una gara in queste condizioni, cioè che sai che ti sei impegnata al massimo, che qualsiasi cosa arriverà sarà il tuo massimo, ehm, è proprio secondo me un approccio vincente, se vogliamo rimanere in questo termine, in ogni caso. E invece, sempre restando alle Olimpiadi, allo sci nello specifico, il contraltare è Sofia Goggia che arriva super favorita, spot TV, insomma, personaggio molto molto importante chiaramente anche per le copertine, visto quanto ha vinto in carriera, che si accontenterà di un piccolo bronzo, fa ridere dire si accontenterà di un bronzo olimpico, però effettivamente è così. E lì come si gestisce invece la delusione proprio dal punto di vista, no? Cioè, dell'approccio anche professionale, perché chiaramente anche se è vero che è difficile vincere, poi è anche difficile saper perdere e saper accettare in Certo. qualche modo anche la sconfitta. Certo, e anche perché come hai detto tu, in effetti è stata un'atleta molto parlata, cioè molto citata, c'erano molte aspettative su di lei e quindi secondo me aveva anche questo peso e avrà questo peso poi da gestire, non solo le sue delusioni, ma anche le delusioni che in qualche modo degli altri le arriveranno. Ehm, Anche questo è un discorso complicato perché poi anche ieri ho seguito la sua gara e son veramente pochi centesimi che poi l'hanno fatta arrivare all'8° posto, mi sembra. Sì. Cioè, e adesso ha vinto un bronzo e comunque se andiamo a vedere il cronometro non stiamo parlando di, ehm, errori che ti portano a perdere. Effettivamente ci sono persone che sono state più brave di te e forse è questo un po' il passaggio da accettare. Cioè che tu puoi essere anche nelle migliori condizioni di quel momento, ma che in quel momento non basta. E un po', vivere con questo vissuto che secondo me, può essere difficile. Bisogna capire, probabilmente lei dovrà capire se, mhmm, poteva fare di più, come ha potuto gestire gli errori anche in gara, eccetera, eccetera, o se effettivamente, gli altri in questo momento sono più in forma, che è una cosa difficile da accettare, ma che succede nello sport. Questo è un tema super interessante per quanto mi riguarda, perché poi se lo trasliamo sul calcio, visto che Mh-mh. poi di calcio dobbiamo parlare, cioè non che dobbiamo parlare, vogliamo parlare, prima di salutarti, ed è un po' il discorso anche che a volte è difficile da accettare, appunto, no? Per esempio il tifoso che ha sempre tante aspettative, ed è giusto che abbia tante aspettative nei confronti della propria squadra del cuore, che spesso non riesce a metabolizzare bene, ecco, diciamo così, una sconfitta o una mancata vittoria, perché poi spesso fanno più male le mancate vittorie delle sconfitte, attenzione, perché quando tu appunto hai grosse aspettative su una partita, su un evento nello specifico, non vincere, che vuol dire anche pareggiare, non necessariamente perderla, poi crea problemi. Però ti volevo portare su quello che è il tema di questi giorni a livello di calcio italiano, ovvero il discorso di Inter-Juventus, questa crociata adesso contro i simulatori, che quello di Bastoni è stato definito l'ultimo degli episodi su questo filone, no? Saelemaekers si diceva prima, ma lo stesso Parisi della Fiorentina contro il Como sabato, o Vergara a Genova qualche settimana fa. Insomma, questa brutta piaga anche del fingere un danno, e con insomma, il disegnatore degli arbitri che ieri dice è difficile perché tutti cercano di fregarci, no? Ecco, come si può cercare di
So che ovviamente è una domanda senza risposta, ma come si può cercare di migliorare in qualche modo un sistema che da anni oramai sembra indirizzato su un binario che non porta da nessuna parte, sicuramente è qualcosa di positivo. Allora, Mm. è un discorso complicato. Molto. Però io, penso a una cosa, sarà una cosa inattuabi cioè nel senso, criticabile quello che penso, eccetera, eccetera, anche perché anch'io ho una sorella e un fratello e discutiamo tantissimo su questo aspetto, anche durante la partita, appunto. Però io penso che parliamo di gestione degli errori come atleta, nello sport. E poi quando effettivamente ci sono questi tipi di errori, la gestione che c'è è una gestione di stampa. Cioè nel fatto di magari ammettere le proprie colpe, magari trovare l'alibi, puntare un po' il dito sugli altri. Ma, ci sono dei protocolli, è vero. Io credo che l'unica soluzione, almeno in questo momento, sia la flessibilità di questi protocolli. Nel momento in cui si riconosce che c'è un errore, è vero che il protocollo è quello, però se si riconosce che c'è un errore bisognerà fare qualcosa per rimediare a questo errore. Non si può a livello burocratico così, è vero, secondo me è proprio questo l'errore più grande. Cioè il fatto di non permettere la gestione dell'errore poi nel momento. Non lo so Molto, se son molto stata Sì, giusto. chiara. sì, Sì, no, sì, no, sì, no, 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 chiarissima. È è giustino, è proprio questo il assolutamente discorso. Cioè, riuscire a quel punto ti accorgi che è sbagliato, che intervieni. Cioè, sembra quasi Esatto. che poi non si possa, e quindi c'è poi tutto quello che ne deriva, che diventa, ne stavamo parlando anche prima che arrivassi tu, che diventa ingestibile. Io purtroppo penso che non ci siano soluzioni, se non dall'alto. Cioè, l'errore ci sarà sempre da discutere. Il problema è che i social, il calcio, perché il calcio probabilmente è lo sport più estremo da questo punto di vista, perché probabilmente è lo sport più seguito e crea proprio, quasi c'è la ricerca di creare arrabbiature, di creare dei conflitti, cioè si esagera, perché comunque è sempre una partita di calcio. Ci mancherebbe, Mh-mh. io rispetto ai tifosi sono stato in prima linea come tifoso, però ci deve essere sempre un limite. Io penso che questo limite sia ampiamente superato. Questo odio estremo non porti a niente, però ci deve essere una soluzione. E quindi ti chiedo, Eugenia, cioè da questo punto di vista è l'educazione che va a mancare completamente. Anzi, più sei maleducato, più sei seguito, più diventi virale. È la ricerca anche Mh. della viralità. E questo, insomma, sta peggiorando sempre di più. Dove si può dove si arriverà? Dove si arriverà, non lo so, ho paura a pensarci, probabilmente. Però, il discorso che facevi sull'educazione è verissimo, ma, basti pensare anche cioè, da giocatore o comunque i giocatori possono sbagliare e i tifosi lo sanno perché vedono l'errore. Che sbagli l'arbitro, è inaccettabile. È vero che ci sono tutti questi, protocolli o comunque, che dovrebbero limitare l'errore, ma, l'errore è umano e finché ci sono uomini e persone che si occupano di questo, bisogna anche contemplare la possibilità d'errore. Certo. Quindi, secondo me l'educazione dovrebbe portare proprio ad accettare che tutti possono sbagliare. E questo, forse lo dico anche da giocatrice, perché mi è capitato più volte mentre gioco di arrabbiarmi per episodi di questo genere, anche contro gli arbitri. Però non ci si può far niente in quel momento. Poi nel basket che comunque non c'è tutto questo controllo come appunto nel calcio, anche quello fa parte della partita. Purtroppo o per fortuna, ma, anche quello è un elemento della partita che però non puoi controllare. Quindi secondo me bisogna capire che nello sport ci son cose che puoi controllare e cose che non puoi controllare, che poi appunto riporta anche alla gestione dell'errore, alla gestione della sconfitta. Se un avversario è più forte di te non lo puoi controllare. Se invece è al tuo pari o comunque, ci son delle cose che tu puoi far meglio per, vincere o comunque per essere pericoloso, quello lo puoi controllare. Quindi secondo me è proprio questo l'approccio da su cui concentrarsi a livello educativo proprio nello sport poi di ogni genere.
Sì, assolutamente. Eugenia, ti salutiamo chiedendoti, tornando sul basket giocato, dopo questa bella digressione, insomma, sulla psicologia dello sport, appunto parlando del prossimo impegno che vi aspetta, che aspetta il CUS contro Ancona, squadra che è dietro di voi, lo vediamo in classifica, una buona occasione per, no, fare punti e tornare a guardare avanti, no, con maggiore fiducia, dopo le ultime due Sì, sconfitte. sarà una partita importantissima a proposito di aspettativa, appunto. Una partita che sappiamo appunto che sarà importante, ma che sappiamo anche che dobbiamo giocare ehm, proprio dando tutte noi stesse, come sarà ogni partita in realtà da qua adesso, solo che pensiamo impegno dopo impegno e quindi già da domani inizieremo a prepararla con l'unico obiettivo appunto che è poi quello di far meglio e dare ed essere competitivi al 100%, nonostante tutto e nonostante tutti. Molto bene, molto bene. Eugenia, grazie davvero di questa Grazie bella a voi. chiacchierata. È stato veramente molto bello, davvero. Sì. Non che parlare Peccato sempre che di sia già sport in finito. generale non sia bello, però quando si riesce ad approfondire e anche a dare qualche contenuto un po' più alto, io personalmente sono sempre molto, molto, molto felice. Quindi grazie davvero Eugenia Caldaro della Grazie, CUS Eugenia. Cagliari, grazie ovviamente Grazie al a CUS voi, Cagliari davvero. e all'amico Andrea Matta nello specifico per l'aiuto e la collaborazione. Un abbraccio, ci vediamo presto. Ciao Eugenia. Grazie, Eugenia. buona giornata, ciao ciao. Ciao, ciao. Ciao. Eccoci qua, allora facciamo subito lo switch col prossimo Switch. ospite che ci sta aspettando. Switch. Lo facciamo entrare, eccolo qui. Ciao Ceda, ben trovato. Buongiorno, ciao, ciao. Buongiorno Ciao. caro, come stiamo? Tutto bene, grazie. Molto Ripreso? bene. Ti sei ripreso? Sì, Alla grande, Sì. alla grande. Allora, con te iniziamo a parlare un po' della partita di stasera, cioè da Cagliari-Lecce. Tu sei stato sia ovviamente con il Cagliari, ma anche con il Lecce, alla luce anche di quello dei risultati ieri, cioè la vittoria comunque della Fiorentina Como, la vittoria del Parma. Il Cagliari adesso si trova a più 7 dal terzultimo posto, che è appunto Lecce e Fiorentina. E qui ti dico, che partita ti aspetti stasera? Dove la vittoria, cioè il pareggio paradossalmente servirebbe più al Cagliari che al Lecce, però di base nessuna delle due si deve accontentare, tutte e due le squadre punteranno alla vittoria. ma diciamo che soprattutto per il Lecce il pareggio non serve, però sai, fare sempre un punto non bisogna mai sottovalutare, perché comunque un punto, chi vuole salvarsi qualsiasi punto fa sempre, oltre che morale, ma fa anche la classifica, muove anche la classifica. E in questo momento qua, essendo appaiato con la Fiorentina, ovviamente, fare anche un punto non sarebbe male. Ripeto, non risolve i suoi problemi, chiaramente per il Cagliari, vedendo anche la classifica del Cagliari, ovviamente sarebbe molto, molto più importante. Però diciamo che in questo momento sono due squadre diciamo che poi si equivalgono, nel senso più o meno sono lì e non credo che giocheranno per un pareggio, anche perché secondo me diciamo che sarebbe una interpretazione secondo me sbagliata, e quando tu scendi con la mentalità di dire "Ah, ok, facciamo un punto", secondo me finisce La poi per perdi. perdere la partita e poi compromettere poi quelli che sono i tuoi pensieri e anche la tua strada anche a livello morale, secondo me. Io penso che il Lecce, sia Cagliari che il Lecce sono in linea con quelli che sono l'obiettivo, soprattutto il Lecce che si ritrova laggiù ancora in questo momento. Ovviamente però credo che sia in linea comunque con quello che sono il suo obiettivo, che è la salvezza. Il Cagliari secondo me sta facendo molto bene. Io credo che il Cagliari si debba concentrare su una cosa, secondo me, fare bene, continuare a giocare senza pensare di fare chissà che cosa. Secondo me valorizzare più possibile la rosa, perché questo c'è la possibilità, è un pubblico poi straordinario, non c'è bisogno neanche che poi io stia qui a sottolineare. Ovviamente credo che da adesso in poi il Cagliari debba cercare di fare più punti possibile.
cercando di guardare a quello che è una valorizzazione massima di una rosa, secondo me, di tanti giocatori che stanno mettendo in mostra, e soprattutto fare un lavoro ancora più importante per il Pisacane, perché adesso c'è anche la tranquillità di classifica, eh, diciamo non definitiva, però c'è una tranquillità maggiore rispetto a quella che è la situazione del Lecce. Quindi mi aspetto secondo me una partita comunque aperta, al di là della posta in palio, secondo me è una partita in cui se la giocheranno, anche perché io penso che il Lecce cercherà di approfittare anche della situazione per fare punti, perché in questo momento non è il momento di stare lì a ragionare più di tanto. Secondo me bisogna fare punti perché la Fiorentina sta venendo giù in maniera importante, no? Cioè, se più o meno ripresa e ha dimostrato di essere una squadra viva. Fra? Giada, stiamo vedendo le immagini, no? Della tua visita al centro sportivo Certo. del Cagliari. Com'è tornare a casa? In un posto in cui sei stato, Eh, in cui ti sei allenato giorno dopo giorno e tutto? ma sai, una cosa che mi è venuta in mente subito, ma mi viene sempre in mente, a parte quando metto piedi a Cagliari, ma poi soprattutto ad Assemini dove ho vissuto veramente momenti straordinari, importanti, soprattutto mi sono venuti in mente molto i nostri allenamenti, i nostri momenti di relax, quando eravamo in ritiro per poi affrontare le partite, e soprattutto quell'anno del 2008 quando, no, quando eravamo lì per salvarci, che era un momento in cui tutte le sere che noi ci trovavamo per fare il ritiro prima delle partite, era sempre un dibattito interessante prima delle partite, in cui si parlava della partita, cosa dovevamo fare, come potrebbe essere, come poteva essere, cosa dovevamo tirare fuori, cioè tutta una serie mi sono venuti una serie nel senso di pensieri di ritorno al passato che sono straordinari, che nonostante sia un po' cambiato, nel senso, soprattutto io parlo dei campi, non è che sono cambiati i luoghi dei campi, però sono molto più belli i campi, veramente un centro sportivo molto bello, straordinario, però la clubhouse è sempre la stessa, la piscina è sempre lì, i campi sono sempre ai loro posti, sono diventati più belli, ecco, e i giocatori che sono cambiati, però tornare ti raffiorano sicuramente tanti bei ricordi che è quello, cioè, per cui quando io parlo di Cagliari c'è un legame speciale proprio per quello, cioè quei ricordi tornano tutti indietro. Luca. Ci sono tanti, tanti commenti da parte dei nostri utenti che ovviamente non ti dimenticano. Tra le foto che sono state fatte c'era anche la foto con Non sento Gaetano. Luca. Non mi senti? Io ti Ora? sento però, Luca. Mi senti? Prova? Prova? No, io sento solo te, ma Luca non lo sento. Ah, non lo senti? Stava chiedendo la foto con No. Gaetano, Ecco, la che foto è quella con che stiamo vedendo. Ah, vabbè, Quanto ma mancherà guarda, ovviamente Geda, io ho Gaetano. avuto il modo, ovviamente, e poi io avevo fatto una richiesta speciale, poi allora, però quella la farò, poi la dirò più avanti poi. No, cioè, no, ho avuto modo ovviamente non potevo giustamente riprendere l'allenamento, le cose, però io sono stato lì, no, di fianco a bordo campo dove quando loro stavano facendo allenamento, poi ho avuto modo di salutare tutti loro, di poter vedere, no, la squadra che si allenava, ecco, avrei voluto, infatti ho detto al mister Pisacca, ho detto, avrei volentieri fatto 10 minuti, però vabbè. Quanto mancherà Però, Gaetano secondo te, Geda, stasera? eh, io gli ho Verosimilmente anche nelle detto, prossime partite. infatti gli ho fatto i complimenti perché adesso, secondo me, si sta adattando e si adatterà in un ruolo, secondo me, che può farlo diventare, può svoltare veramente la sua carriera, può svoltare la sua posizione e la sua importanza per il Cagliari. Io ritengo che lui sia un giocatore molto, molto importante per il Cagliari. Gli ho fatto i complimenti, poi in questi casi, sai, puoi fare i complimenti a livello proprio di persona e questa è una cosa bella, non tramite questo o quell'altro. E lui lo sa, penso che lo sa, per intuisce che io sono un giocatore che l'ho sempre ammirato, sempre apprezzato allora ai tempi della primavera del Napoli. Io lo seguivo perché commentavo le partite per la televisione per la primavera
e lo seguivo molto Gaetano. Secondo me è un giocatore che può dare tanto a Cagliari, un giocatore che può diventare una pedina importante, lo è già diventato e lo sta ancora diventando ancora di più, secondo me. Lui, secondo me doveva solamente mettersi in testa che poi la posizione in campo fa tanto la differenza. Se voi ricordate Pirlo quando poi è diventato un giocatore mediano davanti alla difesa, Daniele Conte è diventato, cioè con l'arrivo di Allegri è diventato un giocatore top in quella posizione, e penso che Gaetano ha le possibilità, le caratteristiche tecniche per fare quel cambio anche secondo me, e quindi giustamente come no, cioè poi sai cosa, fare i complimenti a loro direttamente di persona è una cosa anche bella, vederli allenare, e io sottolineavo anche, no, all'allenatore, anche al direttore Angelozzi, che è una persona straordinaria davvero, cioè è che Cagliari veramente è una piazza, Cagliari, ma così come Lecce e tante altre piazze, però parlando di queste, non che io ho vissuto, sono piazze davvero in cui tu puoi esprimere il massimo del calcio, perché hai la tranquillità, la serenità, non hai Lecce e Cagliari, sai cosa? Io le accomuno tanto perché non sono tifoseria, sono popoli, cioè non sono una città, sono popoli che amano una squadra. Questa cosa è una caratteristica che li accomuna tantissimo. E quando c'è questo senso d'appartenenza, cioè il giocatore devi sapere che non gioca solo per una tifoseria che va allo stadio, c'è tutto un popolo che tifa lì per loro. E io mi ricordo quando mi facevo proprio il ricordo di quando noi ci siamo salvati, no? Con il Cagliari in quella salvezza storica, che praticamente, ma mi rendo conto che veramente quella cosa è diventata, quando mi vengono in mente quelle immagini di ricordare come se avessimo veramente vinto uno scudetto, in cui c'era tutta una città, c'è tutto un popolo che era riversato sulle strade, e che noi siamo stati poi costretti un po' dalla questura, giustamente, a tornare indietro, da non andare più in piazza ieri perché c'era un casino pazzesco, come se avessimo veramente, cioè quando mi vengono in mente quelle immagini lì, no, di quella strada, adesso ho detto caspita, cioè veramente abbiamo fatto un'impresa straordinaria, che quello che ho notato anche negli anni è che quella cosa è rimasta davvero impressa, non solo a noi giocatori ma anche alla gente, e questa è una cosa molto bella e importante da tenere sempre presente. Sono quei ricordi che non moriranno veramente mai. Giada, c'è una domanda che ti fa uno dei nostri utenti, Nica, che poi te l'avrei fatta anch'io. Hai visto Albarracin, il nuovo uruguaiano del Cagliari in allenamento, che ricorda un po' te per certi versi, cioè forse un po' meno attaccante centrale rispetto a te, però è uno molto 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 tecnico, molto interessante. L'hai visto allenarsi? Ti sei già fatto un'idea? Ma secondo me, sai, ha più o meno quelle caratteristiche lì a livello di movenza, no? Perché cioè, secondo me adesso bisogna capire come durante le partite, magari perché secondo me l'allenamento, diciamo che è interessante, è importante vedere delle cose, però secondo me è nelle partite che poi uno deve dimostrare che ha la personalità di dimostrare, di far vedere anche che tipo di caratteristiche ha, secondo me, perché poi gli allenamenti, sai, ci sono tantissimi giocatori che negli allenamenti sono veramente straordinari, sono top, però durante una partita cambia molto. Mi sarei curioso di vederlo poi, cioè, di vederlo poi in partita. Ne ho osservati un po' tanti di loro, che ero molto curioso di osservare, perché quando si vede in televisione è una cosa, poi quando sai che tu lo vedi dal vivo, bisogna vedere, cioè uno che ha giocato capisci anche che tipo di giocatore può essere. Questa cosa è è molto interessante, è molto bella, ma io ho avuto modo di vedere un po' tutti loro. Cioè, secondo me il Cagliari ha un gruppo secondo me straordinario, ma poi parlando anche con Pisaccani, anche con gli cioè, si vede che lui ha una passione straordinaria di crescita, secondo me, e questa cosa, cioè uno dice, ma perché dice questa cosa? Perché questo è la qualità di un allenatore per poi far crescere una squadra, secondo me, perché che tu sia bravo, uno dice, io sono bravo, io sono qua, io sono là, no, lui ha la voglia, proprio la passione di far crescere questa squadra. Poi, sai cosa? Una cosa che ho detto dall'inizio, quando Pisaccani è diventato allenatore del Cagliari, quando tu hai senso d'appartenenza, tu hai vissuto un ambiente,
sei andato ad abitare lì, cioè tu ami quelle città, cioè tu daresti tutto per quelle città. Queste sono cose che fanno tanto la differenza. Certo. Ti salutiamo, Geda, con l'ultima domanda. Chi sarà secondo te, sia nel Cagliari che nel Lecce, il giocatore più importante della partita di oggi? Giocatore chiave. Ma guarda, nel Lecce secondo me sono due giocatori che sembra di no. Nel Lecce c'è, io ritengo che possa fare ancora uno step in più verso l'alto e può fare la differenza è Banda, secondo me, giocatore forte, straordinario, che a volte secondo me non sa la forza che ha, perché è molto, è un po', io lo paragono un attimino come, un po' come Lumumbo, no? Che va tanto veloce e poi a volte si dimentica un po' il pallone. Cioè, secondo me devi rallentare un po' di più, ragionare un po' di più, imparare a usare la grande velocità che ha, secondo me, per essere più decisivo. E l'altro giocatore è il centrocampista del Lecce, che è un centrocampista che sembra... Gandelman. come si chiama? Gandelman. Adesso mi aiutate anche voi. Un Gandelman, giocatore... l'israeliano? Quello No, che ha segnato l'ultimo. il centrocampista centrale che è piccolino, come si chiama? Ramadani? Ramadan, Ah, ok. che sembra un giocatore che non fa niente, che non è, ma è un giocatore che dà un equilibrio pazzesco in quella squadra. È un giocatore di una posizione, di un posizionamento terribile, cioè è un giocatore che fa veramente tanto. Nel Cagliari io penso che sicuramente l'attaccante che ho avuto modo di vedere è davvero un attaccante, cioè un 2005, ma Lizoi. di una potenza terrificante. Un giocatore che ha un senso, cioè, no, per un 2005 vi posso assicurare che mi ha impressionato davvero, mi ha Fa impressionato impressione, perché effettivamente. Fa sì, impressione. è un giocatore, sai, per un 2005 comunque avere quel fisico lì è una roba terribile. Però io, sai cosa? Io penso che lui possa essere l'ago della bilancia. Poi non so, oggi credo che Gaetano no, non giochi, mi Esatto, sembra, non no? gioca perché è infortunato. No, no. Per me sarebbe stato loro due quelli che avrebbero secondo me inciso, soprattutto Gaetano, perché Gaetano adesso ha trovato una posizione anche a livello di personalità mentale, lo vedo molto bene, molto integrato e secondo me credo che lui si sia convinto che quella possa essere la posizione che lo fa veramente svoltare verso l'alto. Quindi, però penso che Kilixroy secondo me è quel giocatore che oggi può fare tanto, se viene aiutato dalla squadra. Poi sai cosa? Un altro, Palestra mi ha impressionato davvero tanto anche quello. Non pensavo, ma un giocatore così, cioè scusatemi il termine, faccio passare il termine, cioè è un animale, cioè è una cosa, cioè, si vede dalla È televisione che è vero. un giocatore alto fisicamente, ma è un altro giocatore, ecco, è un altro giocatore che secondo me se cresce con l'umiltà giusta, con determinazione e capisce quello che può fare, secondo me, ecco, questo può diventare davvero un giocatore molto importante. Geda, grazie ovviamente per essere stato ancora una volta con noi. Buona partita, ti aspettiamo presto. Ok. Un Grazie, abbraccio, grazie. ciao. A Ciao Un presto. Gianluca. abbraccio. Ciao. Ciao ciao. Eccoci qua. Ma tu mi senti? Sì. Sono per apposta. Vai, gira. Guarda, ho le mani alte. Vai, No, non giro vai, niente, adesso rimane vai. così. Vabbè, fai come vuoi. Nikas, io temo sottile. Lui purtroppo quando vede Cagliari si attiva, però insomma, vediamo un po' stasera. È ovvio che dalla sua parte lui giocherà a sinistra. Banda 3 è ovvio che era squalificato, però stava parlando in generale già sul discorso di Banda. Dicevo, lui sta a sinistra, quindi sulla destra ci sarà, presumo, Zappa. Quindi non penso che lui sta, anche perché ho visto le ultime partite, ho visto male sottile. Adesso al di là di tutto, però è ovvio che la partita di stasera sarà fondamentale, che determinati giocatori, vedo in tanti che nominano Esposito, al di là del fantacalcio, ecco, lui manca da diverso tempo il gol. Una partita del genere sarebbe veramente importante, sia per lui, perché comunque al di là che lui dica non vivo per il gol, però per un attaccante segnare, essere sicuramente determinante, dà sicuramente ancora più morale. E poi anch'io vedo Kilixori stasera, insomma, anche dopo la parità contro la Roma,
dove indica, insomma, non gli ha fatto vedere palla. Avete visto? Ecco, apro e chiudo, Malen ieri, chiusa parentesi. Quindi, insomma, il giocatore non è che segna solo contro il Cagliari, quindi vediamo un po' che parità sarà stasera. Vediamo, tu come la vedi, Fra? Io penso che sarà una parità simile a quella col Verona, anche per rispondere alla domanda di Davide, che è l'ultimo commento. Grazie Ringraziamo Massi, Massimo. benvenuto nuovo membro su YouTube. Nuovi Scrivici su abbonati. Instagram, così ti inseriamo nel canale Telegram. O a me, Luca Di Leonardo, oppure anche su Instagram 131. Grazie mille. Dicevo, mi aspetto una partita di quella tipologia con lo dicevo anche ieri sera in diretta durante la vigilia, c'è da capire come giocherà. Io penso che possa giocare col 4-4-2, l'ho detto ieri e lo confermo stamattina, quindi senza un play, quindi vedremo. Abbiamo detto anche noi, Isidor si è collegato dopo, abbiamo detto noi in puntata, Già abbiamo ieri. detto ieri sera Esatto. nella vigilia, e senza nulla togliere ovviamente all'amico Alberto Maso, ci mancherebbe, che come noi fa il suo mestiere. Quindi dicevo, bisogna capire effettivamente se verrà confermata questa idea di rinunciare ai play, quindi a Mazzitelli e Liteta, in questo caso, quindi per un centrocampo muscolare con Adoppo e Sulemana, e se dovesse essere confermata questa idea, quindi con due esterni come Idrissi e Palestra, Esposito insieme a Chilixoi, che comunque si è avuto problemi intestinali, gastrointestinali, ma ripeto, a metà settimana, quindi dovrebbe comunque essere della partita e dall'inizio, in questo caso, e quindi vedremo. Se invece ci sarà la conferma del 4-3-2-1, quindi rischiando di avere soltanto poi un centrocampista di fatto in panchina in caso di necessità, vedremo un po' se quali saranno le scelte di Pisacane. Io comunque credo che il Cagliari sia in questo momento in una condizione tale da permettersi di limitare il Lecce, quindi sfruttando i limiti del Lecce, in questo caso, sfruttando le difficoltà del Lecce anche in costruzione e soprattutto in concretezza. E poi vediamo. Io penso che Esposito gli siano rimasti qua i 2 gol, i 2 pali contro il Lecce nella gara d'andata. E quindi credo che vorrà fare di tutto per recuperare, ma in ogni caso è una partita scomoda comunque, perché il Lecce è tradizionalmente una squadra strana quando gioca col Cagliari. È vero che l'anno scorso c'è stata un diluvio di gol, 4-1 finita l'anno 4-1, scorso, sì, 4-1 Cagliari. con un primo tempo pessimo da parte del Cagliari, poi una ripresa invece micidiale. Come Io da tradizione. Esatto, credo che oggi ci sarà una partita un po' diversa. Chiaramente l'emergenza in casa Cagliari incide, perché sarebbe stupido pensare il contrario, perché comunque dover riniziare da capo senza Gaetano, è vero che torna Mina, e questa è un'ottima notizia, ci mancherebbe. Povero Khedira, mi viene da dire quest'oggi, perché penso che sarà la sua vittima sacrificale. Però se Pisacane ha detto dovremmo togliere profondità a Khedira, vuol dire che comunque un minimo di timore, ecco, ci sia. Credo che oggi, a parte che penso che Pisacane l'avrà preparata in maniera intelligente, certo. e il Lecce non è la Roma, soprattutto, sotto nessun tipo di aspetto. Quindi credo che il Cagliari oggi possa vincere bene, debba vincere bene,
È un po' come col Verona, è il Lecce che deve vincere a tutti i costi e quindi il Cagliari può provare a giocare su questo aspetto, perché abbiamo visto che quando può fare questo tipo di partita solitamente vince. Cioè, ultimamente almeno sta facendo così. Quindi Tra l'altro poi Lecce è anche una squadra comunque che non è che viene a Cagliari e si chiude, quindi lascerà inevitabilmente degli spazi. È una squadra che è passata dal 4-3-3 al 4-2-3-1 e poi si sono le squadre di Francesco comunque sono sempre stile zemaniano, anche se si è dovuto adattare negli ultimi tempi anche giocando, l'ha detto anche in conferenza. Abbiamo provato sia la difesa 5 che la difesa 4, però di base sono loro che devono andare a fare l'impresa, quindi significa lasciare spazi, significa che il Cagliari dovrà essere cinico a sfruttare tutte le occasioni. Nel momento in cui tu recuperi, incominci a segnare, è ovvio che a quel punto la parità arriva sicuramente in discesa. Sarà bello l'approccio, la domanda che gli ho fatto io a Pisacane sul fatto che il Cagliari sia ancora a zero, unica squadra insieme al Bologna a non aver segnato nei primi 15 minuti. Bisogna capire come verrà impostata oggi la partita. Speriamo, ecco, che arrivi questo primo gol nei primi 15 minuti, anche perché il Lecce è una squadra che se prende gol poi difficilmente riesce a recuperare, tranne vabbè, adesso ha trovato la vittoria contro l'Udinese, ma l'Udinese sappiamo un po' che tipo di squadra, è una squadra che può battere l'Inter, la Roma, la Lazio e poi magari va a perdere in casa col Sassuolo, va a perdere a Lecce, insomma, questa è un po' la situazione. Il Cagliari è nelle condizioni, nonostante ci siano tante assenze importanti, comunque nelle condizioni di battere questo Lecce e riportarsi a più 10, insomma, dalla terzultima. bello che non ho sentito niente di quello che hai detto. Cioè? Non hai sentito niente? Non ti sentivi? Ma se mi stai rispondendo. Però la faccia del terrore, Sì. la faccia del terrore, ce l'avevi. Pensa, non si sentono più neanche i mobili, i tuoi vicini che stanno spostando, Chissà perché Jeda non mi sentiva. mobili. Chissà. Sabotaggio StreamYard. Sarà l'esordio di Mendy, prima appunta oggi, ma perché no? Io credo che oggi, a seconda di come si mette la partita, potremmo vedere qualche baldo giovane in campo, 3P. sinceramente. Mi aspetto più 3P di Mendy. E poi l'altro aspetto è che Nico Fanni dice qualunque sia la formazione dovremmo snaturarci, punto di domanda, quindi ipotizzo che dietro questo commento ci sia l'idea di non snaturarsi. Infatti io dico quello, a prescindere dal fatto che si giochi col centrocampo a 3 o a 2, comunque io credo che il Cagliari ripartirà dal blocco basso, da quello che in quest'ultimo periodo ha dato questo cambio tattico che ha dato sostanza e ha dato sicurezza anche al Cagliari, e soprattutto vedendo anche i giocatori a disposizione e vedendo i giocatori non a disposizione, quindi con tanti esterni, tanti giocatori di ripartenza di corsa, Idrissi, Palestra, Albarracin, 3P, loro di fatto, perché poi gli altri non ci sono, perché Pavoletti e Mendy, Esatto. Pavoletti no di sicuro, Mendy ancora potrebbe, ma comunque ha un altro tipo di fisicità, per cui credo che oggi la partita sia quella, cioè stare attenti, compatti e ripartenze con Palestra e Idrissi sulle fasce, Esposito chiamato oggi secondo me a una partita ancora di maggior impegno dal punto di vista di impostazione. Oggi il play dovrà essere lui, in assenza di Gaetano. Io credo che appunto se non dovessero giocare come io penso Mazzitelli e Liteta dall'inizio ovviamente sarà Esposito quello che dovrà fare il gioco, dovrà creare il gioco, dovrà cucire un po' il gioco, lanciando ovviamente facendo correre gli esterni per poi servire Kilixoi. Quindi vedremo. Ci sono diversi dubbi di formazione, io credo che molto si capirà
dall'11 titolare. In base alle scelte di Pisacane capiremo probabilmente che tipo di impostazione, di atteggiamento avrà il Cagliari. Quindi oggi è Ci così. ci sta. Allora, esempio, parleremo di Torres nei prossimi giorni, te lo infatti. garantisco. Anche perché ieri è una bella vittoria a San Benedetto che arriva a dare continuità al pareggio con Beffa di Ascoli. È una squadra viva, ma l'abbiamo scritto, l'abbiamo detto, cioè la Torres è una squadra intanto che finalmente sta dimostrando di non valere quella posizione di classifica ignobile in cui si trova in questo momento per errori di cui abbiamo parlato già abbondantemente, però se dovesse confermare, io penso che non ci saranno grossi problemi, confermare questo tipo di andamento con dei giocatori che finalmente possono fare la differenza, perché insomma Sorrentino è un giocatore importante, lo stesso Baldi dietro ha dato una serenità, una fisicità che probabilmente nell'ultimo periodo non c'era, non si riusciva ad avere. Insomma, credo che Alfonso Greco abbia rimesso un po' di cose a posto nel suo stile, silenzioso, taciturno, però molto molto pratico e pragmatico il buon Alfonso, quindi ci sarà modo di parlare anche di Torres nei prossimi giorni, è una promessa. Va bene, oggi puntata 98. Attenzione, quindi tra l'altro, preparatevi. aspetta, prima di chiudere, Giangio dice Eugenio ospite da rubrica fissa, l'avrei ascoltata per ore, bravi ragazzi, bella chiamata, era molto interessante anche perché... Abbonatevi, Esatto, dateci aiutate, soldi, noi esatto. possiamo poi permetterci anche di avere una Esatto. rubrica fissa con Eugenio, glielo possiamo proporre. Avremo una leva da utilizzare, ecco, in questo caso. Quindi, sì, no, a parte le battute, è stata sicuramente una bella chiacchierata, assolutamente sì. Quindi, no, stavo dicendo, mercoledì, vai, mercoledì, puntata Dopodomani. 100, quindi dopodomani, mercoledì 18. Quindi smoking Inizia la dobbiamo Quaresima. presentarci. Inizia la Quaresima, Mercoledì delle quindi cene. Luca Di Leonardo verrà vestito di viola, cioè, certo. evidentemente in Ecco, pieno seguite stile Roby. celliniano. Abbonatevi. Esatto. Mi scade cosa quest'anno, dire? lo sai, a proposito. Sì, sì. A proposito. Luca c'è ancora quella in pietra, quella dei Flintstone, Esatto. praticamente, c'ha la stele di pietra, la patente di pietra. No, dicevo, quindi puntata speciale mercoledì, abbiamo già insomma un bel trio di ospiti, puntata speciale perché dura 2 ore intanto. Esatto, ecco. Quindi chiuderemo a mezzogiorno e non alle 11, che poi lo sapete, non chiudiamo mai alle 11, però nel senso chiuderemo verso mezzogiorno. Ok, abbiamo già 3 ospiti, stiamo cercando di vederle, cioè di trovare l'ultimo ospite, e molto dipenderà da stasera probabilmente, e quindi mercoledì puntata a 100, mi raccomando, venite, partecipate in diretta, perché insomma cercheremo di fare una bella puntata. Ospiti interessanti, lo possiamo già dire, dai, ospiti particolari e interessanti. Va bene, ragazzuoli, ci vediamo stasera. Vi ricordo, non ci sarà Cagliari Social Arena alle 18:15, ma ci ritroviamo direttamente alle 19:45 con il pre-partita di Cagliari Lecce per commentare. Purtroppo no, caro Jeff, perché hanno questo viziaccio di allenarsi la mattina, i giocatori del Cagliari, e quindi no. Chi non si abbona al microfono di Luca Di Leonardo, che non si sente, o si sente, alcuni ospiti decidono di non ascoltarlo. No, Luca, non ti sento, non capisco. Mi stanno sabotando, attenzione, anche gli ospiti ormai. Esatto. No, e quindi chi c'è allo stadio oggi, che sono entrato solo ora? Luca, come sempre, Luca con la tinca, anche la tinca la Luca, mamma mia. Sta tinca. Ma non sa niente di cucina, ragazzi. Che ricette volete che faccia Luca? Non conosce niente, non sa niente. Uno spaghettino al burro e via. Va bene. Sei così, sei bambo, cosa ti devo dire? Vabbè, ragazzi, ci vediamo stasera.
Grazie a tutti coloro che ci hanno seguito in diretta, grazie a chi recupererà la puntata in replica e appuntamento a domani con Buongiorno 131 alle 10, ma ci vediamo stasera 19:45 col prepartita di Cagliari Lecce. Ciao a tutti. Adios. Ciao ciao. Sigla. La sveglia suona, la redazione in pista, Sardegna in diretta, c'è voglia di notizia, storie di sport, un'isola in piena, storie di vita, a voce alta, alza il volume, fatti sentire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. Storie di sport, storie da raccontare, tra il campo e il mare c'è tanto da dire. Alza il volume, fatti sentire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. Alza il volume, fatti sentire la Sardegna voce, è pronta a stupire, un ritmo che batte, che non vuol finire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. 131. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com.